In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer è importante riflettere su come possiamo migliorare la qualità della vita delle persone fragili e delle loro famiglie, affrontando la malattia con un approccio a 360 gradi. In Italia circa 1,2 milioni di persone convivono con l'Alzheimer, una condizione che non solo danneggia la memoria e le capacità cognitive, ma influisce profondamente su ogni aspetto della vita quotidiana di chi ne è colpito e dei loro cari. L'Alzheimer è una malattia che non riguarda solo il corpo, ma coinvolge anche la sfera emotiva, sociale e spirituale. Ecco perché l'assistenza olistica diventa fondamentale. Non si tratta solo di gestire i sintomi fisici, ma di considerare la persona nella sua totalità, offrendo un supporto che tenga conto delle sue esigenze emotive, psicologiche e sociali. Questo approccio coniuga la cura medica nelle sue prismatiche declinazioni e punta a preservare la dignità, l'autonomia e il benessere complessivo della persona fragile, e come si fa tutti i giorni in Fondazione Opera Immacolata Concezione. Ne parliamo con Monica Rapattoni, psicoterapeuta e referente Nuovi Passi, Fondazione OIC. Bentrovati! In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer quest'anno vogliamo parlarvi del nostro nuovo borgo Nuovi Passi, borgo che abbiamo creato all'interno del Civitas Vitae Angelo Ferro di OIC Alamandria. Il nostro borgo è l'evoluzione di quello che noi da tanti anni chiamiamo i nostri nuclei dedicati alle persone affette da deterioramento cognitivo, li abbiamo sempre chiamati nuclei Nuovi Passi. Il borgo è la nostra evoluzione, cioè il borgo è la nostra dichiarazione di poter vivere questa patologia all'interno di una comunità, facendo in modo che le persone affette da questi disturbi possano vivere e usufruire di tutti gli spazi della comunità, il bar, il teatro, la sala delle riunioni. E all'interno di questo borgo è stato fatto un grandissimo lavoro di ristrutturazione sull'ambiente. L'ambiente è lo strumento in assoluto più potente che abbiamo per combattere i deficit che sono proprio secondari a questo tipo di patologie. Quindi abbiamo usato i colori per favorire l'orientamento delle persone all'interno degli spazi, abbiamo utilizzato gli occultamenti delle zone pericolose, abbiamo utilizzato degli allestimenti per assecondare i disturbi, quelli un po' più difficoltosi da gestire in genere, che sono i disturbi, i comportamenti disturbanti secondari a sintomi come sintomi di tipo psicotico, come deliri, allucinazioni. E quindi abbiamo installato la fermata dell'autobus, abbiamo installato il giornalaio per acquistare un giornale a qualunque ora, abbiamo installato la cabina telefonica per potersi mettere in contatto con chiunque si ha in mente in quel momento. Le persone che sono affette da questi disturbi hanno bisogno tantissimo della routine, di una routine che sia fissa, non potendo più avere a disposizione la facoltà della memoria esplicita come facciamo tutti noi, dobbiamo utilizzare la memoria implicita, e quindi la routine, lo scandire degli eventi all'interno della nostra giornata ci permette di rimanere il più possibile orientati. Quindi tutte le attività sono fisse, regolari, si ripetono nello stesso giorno, nella stessa ora. Le attività sono di tipo ludico-ricreativo, di tipo occupazionale, prettamente riabilitativo, e tutte finalizzate alla stimolazione cognitiva e, se possibile, dove possibile, anche alla riabilitazione appunto comportamentale. L'idea che condividiamo è che l'ambiente siamo noi, l'ambiente è il nostro corpo, il contenitore, quindi tutto quello, anche i nostri comportamenti, il nostro approccio all'interno, cerchiamo di adeguarlo e ci ispiriamo tantissimo al metodo Gentle Care, cercando di avvicinarci il più possibile a quello che ci indica questo metodo, e cerchiamo in tutti i modi di avere i tempi delle persone e non i nostri tempi. Cerchiamo di andare incontro ai tempi di queste persone con questa patologia. Il nostro pensiero di fondo è che la demenza e tutto il deterioramento cognitivo, in particolare alcune demenze, sono sempre state considerate una morte in vita. In realtà è solo vita, è un'altra vita, è un'altra logica, è un altro tempo, e quello che ci viene richiesto è di cambiare e di essere sempre il più possibile flessibili ai tempi e alle logiche di quest'altra vita. È solo un'altra opportunità. La Fondazione Opera Immacolata Concezione rappresenta un modello innovativo nel trattamento in questo campo. Con quasi 70 anni di esperienza, la Fondazione OIC ha sviluppato la filosofia del prendersi cura della persona,
Accoglienza, assistenza, benessere psicologico e relazionale fanno delle residenze della Fondazione, che ospitano oltre 2000 persone fragili, un ambiente che promuove l'interazione sociale e la stimolazione fisica e psicologica. Quali sono le attività che propone il servizio socioeducativo all'interno del Borgo Nuovi Passi? Sono attività fondamentalmente di stimolazione cognitiva e anche di attività occupazionale. Le cose su cui ci concentriamo sono fondamentalmente dare benessere all'ospite. La cosa che ripeto più spesso è il fatto che non dobbiamo puntare al prodotto finale, ma dobbiamo vedere tutto il percorso. Se è un percorso che ha dato piacere, che ha dato appunto benessere all'ospite, è un percorso che ha funzionato. Quali sono le attività? Degli esempi pratici possono essere l'attività di conversazione guidata, l'attività di lettura ad alta voce, laboratorio creativo, l'attività che abbiamo chiamato Ago e Filo, dove i nostri ospiti, sono soprattutto donne ovviamente, producono dei veri e propri manufatti con i ferri e la lana. Abbiamo l'obiettivo poi di confezionare una coperta unendo tutte queste produzioni. Oggi, cosa abbiamo proposto oggi? L'attività prevista di solito per il mercoledì mattina è appunto il laboratorio creativo. Il laboratorio creativo non prevede la partecipazione fissa degli ospiti, ma dipende dal mood della giornata. Ci sono ospiti che non hanno mai dipinto, ospiti che dipingono sempre e ospiti che a volte lo fanno e a volte no. Le mie attività partono sempre prima da un racconto, quindi leggo qualcosa assieme a loro, ne discutiamo e poi c'è l'attività pratica. In questo caso, nello caso specifico di oggi, ho proposto un racconto tratto dal libro Come ti vesti, che è il libro del concorso letterario di quest'anno, dell'OIC, che parla appunto di moda. Quindi abbiamo letto qualche racconto, ne abbiamo parlato, abbiamo visto delle immagini riguardanti la moda e poi abbiamo organizzato questo laboratorio di pittura dove gli ospiti potevano esprimersi liberamente nel dipingere dei cartamodelli. Gli oltre 2000 ospiti delle residenze dell'OIC trovano un ambiente che stimola la serenità, con attività pensate per mantenerli attivi e coinvolti anche nelle fasi più avanzate della malattia. Questo tipo di assistenza integrata è fondamentale per alleviare il carico emotivo e fisico anche per le famiglie, che spesso si trovano ad affrontare la malattia con un senso di solitudine e impotenza. Grazie a centri servizi come la Fondazione OIC è possibile dare un sostegno concreto, creando una rete di supporto che aiuta le persone attraverso un impegno costante che spazia tra scienza, prassi ed emozioni. Insieme molto è ancora possibile.